Però insomma è stato un episodio che ogni volta che lo racconto mi viene da ridere perché è stata una roba veramente imbarazzante. Allora, tante volte amici, clienti mi chiedono se ho qualche aneddoto particolare da raccontare in tutti questi anni di lavoro, di qualche situazione lavorativa, magari divertente che ho potuto vivere o assistere, insomma. E me ne viene in mente una in particolare su un immobile che avevamo in vendita in zona a Mestre. I clienti ci avevano dato le chiavi, l'immobile era completamente disabitato e ci avevano dato anche le chiavi del garage. Un giorno praticamente vado in visita, porto dei clienti e gli acquirenti che erano interessati a vedere questo immobile, facciamo il giro nell'appartamento, loro lo guardano, sono contenti, ma che bello questo appartamento, guarda qui facciamo la cucina, qui facciamo il salotto, ah ma questa camera è meravigliosa, qui però dobbiamo ristrutturarlo, chissà quanti soldi dovremmo spendere, e allora io gli faccio il discorso, sì vabbè spenderete tanti soldi, però ci sono anche i bonus edilizi, magari recuperate il 50% in 10 anni, fate questo, fate quello, possiamo farvi un preventivo noi perché all'epoca ci eravamo anche proposti noi per fargli i lavori perché noi di collegato abbiamo anche l'impresa di costruzioni e quindi davamo questo servizio in più per fare le ristrutturazioni. Tutto bene, tutto bello, i clienti contenti, a un certo momento la visita sta per concludersi e mi mancava di fargli vedere il garage. Solamente che allora usciamo dall'appartamento, scendiamo per andare a vedere il garage e ribadisco che l'appartamento, anzi specifico che l'appartamento era al primo piano. I garage erano tutti fuori terra, su un condominio da 15-20 appartamenti, adesso sinceramente non ricordo. Qual è il problema? Che io non mi ricordavo più quale fosse il garage, però avevo la chiave in mano e ho detto, boh, adesso come facciamo? Beh, ho detto, al limite, al massimo provo la chiave dentro qualche garage e dove questa chiave apre allora è questo il garage, perché avevo la planimetria ma non avevo l'elaborato planimetria in cui si vedessero tutti i garage e nello specifico quale fosse il loro. E quindi cosa ho detto? Vabbè, dovrebbe essere questo qui, sono andato un po' a memoria, mi avvicino al garage con i clienti, metto dentro la chiave e praticamente questa chiave apre il garage. Ho detto, ah che fortuna, ho trovato subito il garage. Apro il garage, insomma entriamo, lo guardiamo, sì, bello, spazioso, però guarda quanta roba c'è ancora il cliente qui dentro. Infatti c'erano trapani, c'erano attrezzature, c'erano piastrelle, c'erano roba. La casa era da un po' che non era più abitata, era strano che il garage comunque avesse degli elementi che ti facevano capire che fosse ancora abitato, che fosse utilizzato. E quindi mi era venuto il dubbio, ho detto ma non avrò mica sbagliato il garage, però questo dubbio si è azzerato subito perché ho pensato ma se la chiave è aperta vuol dire che il garage è questo. Fatto sta che in quel preciso istante arriva un inquilino veneziano, ci guarda e ci dice ma cosa fate voi dentro il mio garage? Allora lì mi si è ghiacciato il sangue e ho detto mamma mia adesso qua, adesso chissà cosa esce qua. Allora prontamente intervengo e gli dico guardi chiedo scusa ma sto vendendo casa, ho la chiave, mi hanno dato la chiave del garage, sto facendo vedere il garage perché penso che questo sia il garage abbinato all'appartamento. E fa, no, questo è il mio garage, voi cosa ci fate qui dentro? Adesso io chiamo i carabinieri, io vi denuncio e insomma ha iniziato a urlare. E io con i clienti, era un po' imbarazzante la situazione e ho iniziato a dirgli, mi scusi guardi stia calmo, ho sbagliato io, probabilmente questa è una chiave doppia, non lo so cosa sia successo, usciamo immediatamente, le chiudiamo il garage e le chiedo scusa personalmente. Ah no, a me non mi interessa, questo signore avrà avuto 75 anni, 76, parlava proprio col dialetto veneziano e ha iniziato a spingermi, al che i clienti acquirenti sono intervenuti loro e hanno detto ma stia calmo, guardi che non è il caso di comportarsi così, non abbiamo fatto niente, stavamo solamente guardando il garage pensando che fosse quello dell'appartamento. No, voi volevate rubarmi la roba che c'era dentro. E ha iniziato a spingermi, guardate, io non ho paura di voi, non ho paura di te, anche se sei così alto, più giovane di me. Ha iniziato a spingermi e insomma alla fine abbiamo dovuto chiamare i carabinieri. Dopo un quarto d'ora sono arrivati i carabinieri, in questo quarto d'ora questo signore aveva perso le staffe, era una cosa incredibile, io non riuscivo più a togliermelo da torno, mi voleva proprio picchiare.
Al che sono arrivati i carabinieri in buona sostanza lo hanno allontanato, ci hanno diviso, insomma sono stati lì un'ora per tranquillizzare il signore. Io ho dovuto spiegare ai carabinieri come si era svolta la situazione, era una situazione assolutamente imbarazzante e i carabinieri hanno capito e hanno dovuto perdere mezz'ora, tre quarti d'ora di tempo per calmare il signore. Beh, insomma, alla fine tutto si è risolto in una maniera molto, diciamo, non dico benevola, ma comunque gli animi si sono riappacificati e insomma la storia è finita lì. Però insomma è stato un episodio che ogni volta che lo racconto mi viene da ridere perché è stata una roba veramente imbarazzante. Ecco, questo è uno di tante situazioni che magari un agente immobiliare si trova anche a vivere e quindi sembra tutto quanto bello, tutto quanto semplice, invece non è così, ci sono tante situazioni insomma, che si vengono a creare. D'altronde in 35 anni di lavoro posso dire che insomma, ne abbiamo viste abbastanza. Ecco. Vi ho raccontato questa storia perché insomma è anche bello sentire queste storie che sono anche divertenti e magari riusciamo un po' a rendere un po' più umano anche questo tipo di rapporto che c'è tra il cliente e magari l'agente immobiliare, che insomma in modo da far sì insomma, che ci sia un po' più di umanità ecco, tra le persone.